Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie Sveva dalla bellissima voce. Ora un abbraccio a tutti voi. Abbiamo trasmesso, come tutta la radio fa per tutta questa giornata, la canzone di libertà, perché è una canzone di libertà che è insita, è qualcosa che è insita nell'animo delle donne che normalmente liberamente vogliono essere sono e vogliono essere la base del proseguimento generazionale dell'umanità. Sono il fulcro di quello. E là dove vengono oppresse, là dove viene negata la loro dignità, la loro personalità, il loro fortissimo senso di libertà, si nega l'umanità. Questo è un po' il quadro che a nostro avviso va a delineare quella che è la giornata delle donne. Le donne non vanno celebrate in quanto donne, perché allo stesso modo va celebrato l'uomo. No, hanno questa particolarità. Sono loro, solo loro, che possono dare speranza, dare seguito a un'umanità che sempre più si intristisce, sempre più si inaridisce. Se non hanno speranza, se non hanno libertà loro, l'umanità muore. Ecco, tutto sommato il messaggio è questo. Un abbraccio grandissimo al nostro Matteo, grande. Tutti i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, a Tina e alla mamma, sperando che prima o poi si apra qualche linea in più nella radio onde possa riprendere a essere con noi direttamente, e proseguiamo nella ricerca, nell'approfondimento che abbiamo iniziato a giugno scorso e che tratta dell'essenza della democrazia e della sua crisi evidente anche nel significato attuale, e che attualmente le viene attribuito. Democratos, potere del popolo. Ci deve essere un popolo. L'adesione a un popolo è spontanea, è un'adesione culturale, è un'adesione di costume, deve dipendere dalla volontà di colui che vuole appartenere a quel popolo. Non basta qualche certificato scolastico dall'asilo piuttosto che dalle scuole elementari, non basta essere nati su un determinato territorio per appartenere a quel popolo. Per appartenere a un popolo bisogna volerlo e bisogna quindi essere in grado di poterlo fare, di poterlo volere. Abbiamo detto che quando c'è un popolo, a quel punto, secondo la Costituzione italiana, dovrebbe esserci il potere, dovrebbe avere questo popolo un potere naturale che si esercita nel suo interesse e che regola sia i singoli, gli individui, sia la collettività. La settimana scorsa abbiamo detto che la radice di questo democratos è la libertà. La radice del potere del popolo è la sua libertà, e la sua libertà è prima di tutto quella di autodeterminarsi. Un popolo si identifica quando può determinarsi come tale su un determinato territorio. È un principio che è stato sancito dalla conferenza di Helsinki dopo gli incontri di Oslo. Ovviamente è stato rilevato da allora, negli anni 70, che un simile principio, quello di autodeterminazione dei popoli, non può andare a toccare, a creare disordine, non poteva e non può andare a creare disordine in quella che è la situazione
attuale dei vari popoli. Quindi il principio valeva da quel momento in poi, ma senza andare a intaccare quelli che erano i trattati, le situazioni esistenti, quindi ribaltare a questo punto confini, ribaltare situazioni generali, quindi provocare rivoluzioni. Non era questo l'intento della conferenza di Helsinki, ma quello di dire: se tu vuoi essere un popolo democratico, cioè se vuoi che ci sia una democrazia, un potere del popolo, devi poterti autodeterminare, però non soltanto a livello di determinazione da parte di terzi soggetti o da parte di istituzioni internazionali. Questa autodeterminazione va dal basso verso l'alto, cioè praticamente l'autodeterminazione, per quanto possibile, deve essere quella delle associazioni, che infatti hanno un loro statuto, delle società che hanno un loro statuto, delle stesse famiglie che hanno i loro costumi, dei singoli comuni che hanno le loro particolarità, che vanno rispettate, che sono fondative, le regioni, gli stati. Ecco. Quindi accanto al principio di autodeterminazione dei popoli sancito a Helsinki ci sta il principio di sussidiarietà, cioè non faccia l'ente più grande ciò che può essere ben fatto e totalmente fatto dall'ente più piccolo. Per ciò che l'ente più piccolo non potrà fare, subentrerà quello superiore, di grado superiore. Non faccia l'ente superiore ciò che quello inferiore può fare. Questi due principi sono la base, il fondamento della democrazia, come tali riconosciuti dalla conferenza di Helsinki e dalle trattative precedenti di Oslo. Ora, qualcuno, rispetto a questa affermazione, che mi sembra anche abbastanza chiara, che determina l'esistenza o no su un determinato territorio, in un determinato Stato, di una democrazia, si è posto la domanda, l'ha posta: ma come? Voi Lega, che siete sovranisti, come fate a dire una roba del genere? Ecco. È molto semplice. Noi non siamo sovranisti. Cos'è il sovranismo? Perché qui si parla di sovranismo quando si parla di difesa dei confini, quando si parla di difesa di un ordine, dei costumi di una popolazione. Mica sovranismo quello. Sovranismo è la concezione teorico-politica che afferma, che pone in capo allo Stato, all'ente supremo, in questo caso allo Stato, diciamo lo Stato italiano, poi quello italiano, quello ucraino, allo Stato il potere assoluto di poter anche contraddire le sue stesse leggi. Cioè, il potere dello Stato è tale, è così sovrano, e non è quello stabilito dalla Costituzione italiana, è così sovrano che può anche contraddire se stesso nel suo interesse. Cioè, in questo caso lo Stato è il Moloch, il Dio assoluto che può fare quello che vuole. Questo è il sovranismo. Noi non siamo sovranisti, noi siamo per la sovranità del popolo, quindi la democrazia, potere del popolo, stabilito dalla Costituzione. La propaganda, la desinformazione socialista dice che attribuisce questa natura sovranista a una corrente di pensiero come quella che fa capo alla Lega. Non è così. Non pensiamo assolutamente una cosa del genere. Noi siamo per la conferenza e per i contenuti, i risultati della conferenza di Helsinki e delle precedenti trattative di Oslo. Ecco. Quindi siamo per la democrazia. Tutto ciò che è al di fuori di questa concezione, a nostro avviso, ma vorrei vedere chi dice diversamente,
è al di fuori della democrazia, sarà accettabile, sarà diverso, ma non è democrazia. La democrazia è fondata sulla autodeterminazione di un popolo posto su un determinato territorio con applicazione del principio di sussidiarietà. È la grande lezione dei grandi che segnano il patrimonio immenso, il patrimonio culturale e dottrinario della Lega. Da Carlo Cattaneo, tra l'altro mio parente, mio antenato, a Salvadori, che incontrò Bossi negli anni '80, a de Rougemont, il grande studioso di federalismo svizzero, all'immenso martire Émile Chanoux, al nostro grandissimo professor Miglia. Ecco. Questo è il quadro teorico che viene a delinearsi e che è il substrato di un pensiero veramente e profondamente democratico, e che altro? Tutto il resto è qualcosa che ci somiglia, ma che proprio democratico non è. Questa è la differenza. Sarà qualcosa d'altro, sarà efficientissimo, andrà benissimo, però democratico non è. Ora, Francesco, mi senti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand. Di nuovo a te la linea, Francesco. grazie, scusatemi, è saltata la linea, le linee telefoniche fanno anche di questi scherzi. Dicevo, tutto ciò che è diverso sarà efficientissimo, andrà benissimo, ma non è democrazia. La democrazia proprio si snoda lungo questo pensiero che è il deposito culturale, il deposito dottrinario della Lega, spesso nemmeno conosciuto né dai capi e capetti della Lega stessa né dei stessi parlamentari, e questo è un grave difetto, però questo è uno sviluppo, è un contenuto di democrazia. Adesso mi si chiederà, ma quella che il Presidente della Repubblica, il professor Mattarella, difende come democrazia assoluta, che cos'è? Come bene pubblico a tutti i costi, che cos'è? Carità. Che funzioni o non funzioni, quello è un giudizio che lascio alle persone. Secondo me funziona un po' pochino e anzi è un po' fuori dalla democrazia ed esprime la crisi della democrazia. Però vediamo che cos'è. Vado a riprendere, l'ho già detto sabato scorso, un filone di pensiero molto acuto che è stato portato avanti alla fine della guerra fino agli anni '60 dal professor Maranini dell'Università di Firenze, grande costituzionalista, grande studioso di diritto pubblico, il quale fu poi divulgato dal giornalista Lucifero, che era il fratello del ministro della Real Casa, se non ricordo male.
Ora, cosa diceva il professor Maragnini? Il professor Maragnini, vedendo avendo come prospettiva, comunque come riferimento, la suddivisione dei poteri all'interno del sistema inglese, britannico, faceva osservare come in Italia l'impostazione che era stata effettivamente data, la cosiddetta Costituzione materiale, determinata dai partiti, dava luogo a un sistema che non è democratico, o comunque è diverso dalla democrazia, che impedisce il democratos. E l'aveva chiamato con felice intuizione, che ebbe grande successo, partitocrazia. Cioè, di fatto, fu poi un termine ripreso anche da Pannella e da altri, non è che rimase così una voce isolata, fu ripreso e ogni tanto riemerge. Stamattina riemerge con me. Cioè, il potere attribuito a formazioni politiche, le quali si attribuiscono anche quei poteri che dovrebbero spettare ai cittadini o a gruppi di cittadini o a loro formazioni sociali che coi partiti non hanno nulla a che vedere. Cioè, un'occupazione sempre più vasta e sotto questo profilo devastante dei diritti e dei poteri dei cittadini, i quali a tal punto non hanno più la possibilità di controllare chi decide, e perché a decidere sono altri. Questi poteri sono stati presi, sono stati occupati indebitamente, e a decidere per loro sono altri. In effetti il potere oggi del cittadino è ancora parecchio, per carità, ma è soltanto quello, significa molto, però è soltanto quello di mettere una crocettina sulla scheda elettorale, potere politico. E non è questa la democrazia. La democrazia, diceva una canzone di Gaber, fra le varie cose è anche e soprattutto partecipazione. Partecipazione e responsabilità. Ora, nell'ambito, se torniamo per un attimo alla autodeterminazione e al principio di sussidiarietà, vediamo che le persone, i singoli gruppi, le associazioni, eccetera, non sono in grado di autodeterminarsi politicamente, perché tutto viene assorbito a livello di questi corpi che sono i partiti, e sotto il profilo delle partenze dal basso per giungere all'alto, il basso rimane basso e non riesce assolutamente a incidere sull'alto. L'alto finisce a galla e decide da sé, senza a questo punto avere un riferimento, un collegamento col cittadino. Quindi quando si parla, si dice della disaffezione per le votazioni, per il ricorso alle urne, per la corsa alle urne da parte dei cittadini, io dico, si dice questo, cioè il cittadino non ci va perché sa che il suo democratos dal basso non conta niente o conta poco, perché a decidere è chi, o sono quei poteri che lui non può direttamente o indirettamente controllare, non è in grado di incidere nella vita politica. E questo è un ulteriore passo nella riflessione circa lo stato della democrazia e del perché della sua crisi. Ed è evidente, la democrazia è in crisi perché quel democratos, quel potere che spetta al popolo dal basso, non è tale, non viene rispettato, viene assunto da gruppi autonomi, determinati, autoreferenziali, i quali a questo punto, come tali, poco o tanto, anche in perfetta buona fede, decidono
secondo i loro interessi, secondo la loro visione delle cose. Certamente su questo ha influito moltissimo la presenza in Italia di un partito, di partiti socialisti, in particolare il Partito Comunista, molto ideologizzati. Perfetto, tra un minuto lasciamo la trasmissione. Quindi molto ideologizzati. L'ideologia, e qui proseguiremo le prossime settimane, l'ideologia preclude il democratos, perché pone delle regole a priori che impediscono al soggetto, fin dal basso, di far valere la sua libertà, il suo libero pensiero, il suo pensiero critico, anche gli errori che può commettere nella partecipazione. L'ideologia è qualcosa che toglie questa possibilità e la toglie per una prospettiva fideistica di fede che va ad alterare la libera discussione, la libera circolazione delle idee, come è avvenuto nell'Unione Sovietica, come è avvenuto in tutti gli stati socialisti, come è avvenuto e avviene in tutti gli stati totalitari. È accaduto col fascismo, è accaduto col nazismo. Ecco, questa la ricostituzione di una almeno una radice democratica a partire dal basso, è il compito che dobbiamo avere presente in questi tempi tragici e da quale dobbiamo cominciare. Io vi saluto, un abbraccio a Matteo, un abbraccio a tutti voi, i cani, i gatti, quello che c'è in giro e a Dio piacendo a risentirci sabato prossimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Avete ascoltato Centro Ronchi.